Grazie. Prego, Paolo, per anzianità. No, per anzianità, o per importanza di testata. Si apre la discussione. Non sono megalomani, quindi. Dai, parola al gazzettino. Dai. Allora, mister, intanto questi giorni, insomma, 2 giorni di ritiro sono serviti per consultare ulteriormente la squadra, per conoscerli. Sicuramente, no? Abbiamo fatto questi 4 giorni, 3-4 giorni, così che completiamo oggi, rientrando a Padova. Ci servivano anche, soprattutto anche per avere un po' una conoscenza un po' più approfondita del gruppo e stare più assieme, perché anch'io mi sono trovato coinvolto così un po' improvvisamente e ci tenevo ad avere un po' la squadra più a disposizione, per cui penso che sia servito anche ad alleggerire un po' la testa, che i ragazzi stanno un po' patendo questo momento, è normale, è fisiologico, non è utile stare a nascondersi. Allo stesso tempo vedo che è un gruppo che ha voglia, è un gruppo, come hai detto te, non da rincompattare, ma è già un gruppo compatto, vedo che è un gruppo che sta assieme volentieri, si sostiene, c'è la giusta solidarietà, per cui sono contento proprio anche sotto questo aspetto di avere a disposizione questi ragazzi, proprio anche a livello comportamentale. Ha dato grande disponibilità, abbiamo coinvolto un po' tutti, poi domani mattina vedremo chi si prenderà l'incombenza, la responsabilità di giocarsi la partita, però penso che tutti abbiano voglia di essere protagonisti, insomma, per cui speriamo bene, dai. Domani mattina ha fatto un'altra rifinitura? Sì, ma niente di che, anche per ammazzare un po' il tempo andiamo allo stadio a fare una sgambatina leggera e lì vedremo un po' chi sarà in campo. Hai avuto qualche giorno, no, per valutare la squadra, ovviamente insomma non è che si possono fare miracoli in 4 giorni, però per dire come l'hai trovato, ti sei fatto un'idea precisa? Qualche ragazzo già lo conoscevo, altri un po' sono stati una novità, ho avuto anche le buone impressioni su ragazzi che non conoscevo, per cui cerchiamo proprio anche di lavorare sotto questo aspetto, di saper magari indirizzare anche chi magari è stato meno coinvolto in questo spezzone di campionato e nello stesso tempo anche proporre come tema tattico qualcosa che possa portare un po' più di entusiasmo e qualche miglioria in virtù proprio anche dei numeri che abbiamo, che sono numeri abbastanza pesantini. Siccome dobbiamo migliorarli, dobbiamo forse percorrere un po' una strada diversa, senza pensare mai di abbandonare quella vecchia. Adesso vediamo. Adesso abbiamo lavorato proprio in virtù di questo, così anche per cercare delle verifiche anche sul campo, lavorando assieme, e poi è chiaro che la partita è quello che la verifica vera sarà la partita. Che giocatore già conoscevi della rosa attuale? La Perna, Colombi, a livello difensivo un po' tutti, io l'ho visto, ragazzi che non conoscevo erano Pero, come si chiama? Jelenic, Melchiorre, Diachité, sicuramente parecchi non li avevo sott'occhio perché nonostante magari erano in certe squadre non li ho visti giocare, però ecco, l'impressione di questi ragazzi è che sono ragazzi che vogliono migliorare, vogliono effettivamente essere parte in causa proprio per migliorare, perché vedo che c'è veramente anche sotto l'aspetto così dell'appartenenza, soprattutto anche dei vecchi, grande rispetto per questa società e grande voglia di far bene. Si può dire che si riparte la difesa 4? Abbiamo lavorato su questo, sicuramente, adesso vediamo perché
È chiaro, una difesa a 4 e poi anche modellare un po' di più la fase offensiva e la fase esterna, non avendo solo un cursore. Abbiamo lavorato anche con i 3 attaccanti, con i 2 attaccanti. Domani mattina decideremo un po' il da farsi. Mi auguro che il tempo sia stato abbastanza sufficiente per inculcare un attimino quelli che sono diciamo, i meccanismi, i sincronismi di una difesa che comunque su cui hanno già lavorato in ritiro i ragazzi. Ci sono anche sono arrivati anche nuovi interpreti, soprattutto quando la squadra si è adoperata sulla difesa a 3. Però ecco, adesso noi vogliamo partire noi così, senza più guardare quello che è stato prima, senza retaggi, vogliamo giocarci la nostra partita, giocarla con lo spirito giusto, aprire un nostro campionato e proporci per quello che siamo e poi il campo ci dirà che strada intraprendere. Però ecco, senza retaggi vecchi e senza campane sulla testa, perché sennò sarebbe difficile, senza guardare la classifica, sennò anche a livello così psicologico ti blocca. Ci deve essere una testa sgombra per la squadra ed è chiaro che chiediamo anche all'ambiente in questo momento il sostegno giusto, l'aiuto giusto. Magari la classifica dice che non lo meritiamo, però noi con grande umiltà sappiamo che la squadra è importantissima per la città, per tutti, e quando qualcuno è in difficoltà bisogna essere vicini al problema e sostenerlo senza accanimento, senza preclusione. Per cui veramente magari venerdì sera, domani sera avere il grande sostegno del nostro gruppo, è un pubblico veramente meraviglioso. Io sono venuto tante volte a Padova, non è mai mancato il sostegno, di starci vicino proprio perché è un momento delicato, però con l'aiuto di tutti possiamo uscirne. Con la difesa 4 hai moltissimi centrali, penso sia questo l'unico reparto dove devi scegliere, perché poi hai scelte obbligate, attacco e centrocampo. Ma è chiaro, sceglierò i centrali che sono più abituati a giocare nella difesa a 4, che sono stati negli ultimi tempi più utilizzati dove giocavano, però non è precluso niente, insomma. Che partita si aspetta proprio come Varese insomma sta facendo? Bene, sì, no, è chiaro che è una partita tosta, una partita anche sotto aspetto fisico importante, perché è una squadra del Varese molto corta e che sa ripartire bene, sa difendere bene alto, per cui ti fa pressione, ti mantiene in situazioni sempre di grande apprensione, allo stesso tempo delle individualità notevoli, insomma. È una squadra che ha sfiorato i play-off l'anno scorso e si è subito riorganizzata per riproporsi. Ha delle individualità importanti in ogni reparto e poi dei giovani interessanti. È una squadra assortita bene, però come ho detto prima, noi dobbiamo pensare adesso a essere noi stessi, a essere squadra e lavorare e credere su quello che abbiamo lavorato, al di là dell'avversario di blasone che rispettiamo, perché effettivamente riconosciamo questo, però non ci dobbiamo far condizionare. Rino, per quanto riguarda la situazione degli infortunati, quali sono i giocatori che non saranno sicuramente a disposizione? Ususi squalificato e poi abbiamo i infortunati che stanno riprendendo, che hanno ripreso a correre Modesto e Vantaggiato. Poi problemi altri non ce ne sono. Anche Melchiori sarà a disposizione tranquillamente, quella è un'altra cosa importante, no? Ma è un ragazzo che l'ho visto molto motivato, un ragazzo che ha vissuto una storia particolare, ha qualità, ha nel suo DNA anche un po' il gol più di altri, per cui non è precluso niente neanche per lui. Potrebbe partire anche dal primo minuto o un po' presto? Potrebbe, no, tanto sono due ragazzi, noi partiamo con una prima punta, o Diachite o Melchiorre, cioè questo è assodato. Magari nell'arco potrebbero essere anche le due punte, vediamo, non è escluso niente, vediamo come si sviluppa la gara. Abbiamo Pasquato, sicuramente un ragazzo su cui noi contiamo molto, ma allo stesso tempo non dobbiamo mettergli addosso troppa responsabilità.
e lasciarlo giocare con grande libertà e allegria. Il nostro reparto offensivo è questo. Poi abbiamo degli esterni su cui effettivamente possiamo lavorare in futuro ancora meglio, perché sicuramente bisogna correggerli un po' in certe cose, però hanno gamba, hanno resistenza, hanno velocità, e poi vedremo come il lavoro potrà andare avanti. Insomma, adesso abbiamo fatto 4 giorni, per cui non abbiamo potuto nemmeno toccare tante altre cose, se no andavamo a ingolfarci. A tal proposito, visto che parlava anche degli esterni, per quanto riguarda Ciano e Raimondi abbiamo visto l'ispezione e allenamento degli approvati in varie situazioni, in varie... Tutti li ho ruotati, tutti. Anche Ampero da interno l'ho adoperato come esterno, sia a destra che a sinistra, sia Raimondi, sia Ciano, sia che a me non viene mai Jelenic. Ma ripeto a Pasquato, libertà e allegria significa ruolo dentro le punte, trequartista, si può più libero di muoversi. Sì, un 4-4-2, se facesse un 4-3-1-2 è chiaro, lui è il perno dei due da dietro, è un giocatore di grande libertà e di disponibilità di giocare nelle linee, 2 linee. Giocando in una punta è chiaro che devi fare un pochino più la seconda punta. Lo si vota per una punta alla prima punta. Sì, Quello che gira un po', svaria. che gira come fanno un po' tutti, come fa il Varese con Pavoletti e Neto, Tremolada. Cioè, la prima punta di vista. Potrebbe partire con un 4-4-2, poi magari cambiare in corsa o... No, partiamo con una prima punta e con Pasquato. Adesso non so se partirà Melchiorre o Diachite. È un 4-4-2, perché Pasquato deve fare. Sì. La nostra identità domani sera è questa. Vorrei capire che vuoi andare un po' per gradi, no? Anche nella ricostruzione un po' della squadra, no? Prima partire con le cose tra virgolette semplici e poi magari aggiungere quella soluzione che tu di cui parli con Pasquato dietro a 2 punte. Sì, no, anche perché la facevo anche a Palermo, abbiamo fatto molto bene, però adesso vorrei anche avere a disposizione tutto il gruppo, perché poi recupereremo anche Vantaggiato, è Modesto, in questo magari lasso di tempo medio-breve, in questi 10 giorni, e poi ci lavoreremo, insomma, per cui è chiaro che domani sera è una partita importante proprio per recuperare un po' di morale e classifica. Poi al di là di chi giocherà, spero che ci sia grande cattiveria e voglia di far bene. Per quanto riguarda i portieri, mister, c'erano delle gerarchie ben definite con Marcolin? Non credo di spostarle adesso. Sono 2 portieri che stimo tantissimo, perché anche Mazzoni è un portiere affidabilissimo, ha fatto molto bene quando ha giocato sia a Livorno così, per cui però adesso non mi sento di Colombi lo conosco, so del suo valore, è un ragazzo sicuramente di grande prospettiva e anche un patrimonio, penso, per la società, ma allo stesso tempo è un patrimonio tecnico, perché è un portiere sicuramente che farà molto bene in futuro. Santa Croce lo vedi più come centrale o come esterno, come ha giocato anche in passato? Perché ho visto che tra le varie prove che hai fatto l'hai messo sia esterno che centrale. Sì, no, vediamo, è chiaro che ci vuole per un esterno difensivo, ci vuole una certa anche capacità di proposta. Santa Croce in questo momento viene anche da uno stop, da una situazione un pochino di precarietà, e vediamo come poter gestire la cosa. Allo stesso tempo sono lì in 8 difensori, 9, per cui c'è una buona concorrenza. Ed è chiaro chi è escluso adesso, che non è per demeriti, ma è anche per partire con delle sensazioni e creare una situazione, diciamo così, di partenza su cui lavorare. Tornate a Padova quindi stasera? Sì. Bene, io sono stato, penso, esauriente. Sì. Volete sapere anche di chi è il calcio d'angolo? Adesso vi lascio il presidente. Ad entrambi a questo punto, diciamo, non è forse di attualità per l'immediato, però è uscita nell'ultima ora la voce di Rossi. Potrebbe magari essere... Questa è una novità, ti devo dire onestamente.
c'è nulla, come vi avevo detto nel corso delle varie conferenze e incontri, avevamo ipotizzato, e era questo anche un discorso che si era riagganciato alle domande su Bonazzoli, che nel caso in cui certe situazioni di classifica, barra di spogliatoio, barra di infermeria ci avessero indotto a fare delle riflessioni, ci saremmo affacciati al mercato per attuare dei rinforzi a gennaio, perché come vi è noto abbiamo le liste che sono presentate e chiuse, quindi fino all'1 gennaio non se ne parla. Perché non si può, no? No. Fare un discorso che magari il giocatore intanto viene, si allena, magari con la primavera, come è stato fatto. Stiamo valutando varie situazioni, ovviamente è appena arrivato Mister Mutti, il quale giustamente, come ho detto prima, apprezzo le riflessioni e condivido le riflessioni che ha fatto, desidera prendere possesso dell'intero organico, mi auguro che nel giro di una decina di giorni, 10-15 giorni, si possano riaggregare tutte le risorse di questa società, dopo di poi farà le valutazioni del caso e ci confronteremo su questo tema. Ovviamente i giocatori che ci sono oggi sul mercato, disponibili tra Italia e estero, svincolati, e quanto potrà offrire, questo ancora non lo sappiamo, magari di alcune fuoriuscite da altre società che in fase di mercato di riparazione avranno delle opportunità di rinnovo, quindi al riguardo valuteremo, ma la situazione è ancora molto molto fluida in alto mare. Soddisfatti? Quindi non è che ci aspettiamo Rocchi già a breve. No, anche perché al limite ce lo porteremo a cena, perché fino al 1 gennaio... Infatti, ma magari da allenarsi come con Zamblera. Allora, Zamblera, poi bisogna costruire così delle... Zamblera e centravanti? Sì. Zamblera è stata una opportunità che abbiamo voluto valutare su questo giocatore che a livello di potenzialità era stato giudicato interessante da molte società, che poi purtroppo, per sfortuna sua, ha avuto degli infortuni molto importanti che ne hanno condizionato un po' la sua naturale evoluzione. È rientrato alla base sua di casa e ci è stato proposto e abbiamo inteso testarlo per valutarne la possibilità di poterlo inserire. Il giocatore, che ovviamente l'avete visto, ha una grande fisicità, una grande prestanza, purtroppo ha ancora un problema muscolare importante e quindi ci siamo dati appuntamento al giorno successivo a quando il problema sarà risolto, e quindi la situazione è al momento in stallo. Ok? Ok? Grazie. Buona serata a voi.